Corpi semicarbonizzati di un uomo e di una donna trovati questa notte dai pompieri in una casetta in legno abbandonata andata in fiamme a Mestre vicino al cimitero. Indaga la polizia, l'edificio era utilizzato spesso da barboni e drogati come rifugio. L'inchiesta della Procura di Gorizia sulla cupola friulano-veneta, imprese che si sarebbero accordate per spartirsi gli appalti pubblici dalle autostrade alle piste aeroportuali, oltre 100 gli indagati. Batterio killer nelle cardiochirurgie, centinaia di persone operate nell'ultimo triennio che potrebbero essere a rischio infezione saranno richiamati per i test. Marocchino 26enne arrestato dai carabinieri di Belluno, accusato di essere l'autore di una rapina ad un'anziana a Limana. La donna derubata della collana era poi stata rinchiusa in cantina. Ripetuti episodi di vessazioni e maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori, alla fine madre e padre esasperati lo denunciano. 43enne di Lonigo arrestato dai carabinieri. Venerdì nero per la sanità veneta, domani lo sciopero dei medici ospedalieri, garantite le emergenze ma si prevedono disagi nei reparti, rinviate visite ed interventi non urgenti. Nel caso in cui il proprietario sia indigente, le spese veterinarie per l'animale da compagnia le paga la regione. Si parte nell'ULSS 2 Trevigiana, ma Zai ha annunciato che l'anno prossimo sarà esteso a tutto il Veneto. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3. In primo piano la cronaca con il giallo a Mestre dei due corpi semicarbonizzati rinvenuti nella notte dai vigili del fuoco, intervenuti a spegnere l'incendio in un edificio abbandonato nei pressi del cimitero di Mestre. Ci aggiorna in diretta al telefonica da Mestre il nostro Tommaso Stoppa. Tommaso, buongiorno. Sì, buongiorno. Si tratterebbe di un uomo tunisino e una donna italiana. Questa sarebbe una prima sommaria identità di questi due cadaveri semicarbonizzati ritrovati questa mattina a Mestre durante le operazioni di spegnimento di un incendio in una costruzione annessa alla sede di un'associazione di volontariato nel quartiere San Paolo. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4 del mattino su segnalazione di un incendio. L'incendio era nel corpo principale di questa associazione, un edificio di circa 200 metri quadrati, ma come si è appurato poi le fiamme erano partite da una casetta in legno attigua all'edificio principale. Una volta spente le fiamme, i pompieri sono entrati in questa casetta di poco più di 10 metri quadrati e hanno ritrovato questi due corpi. Naturalmente immediatamente hanno allertato le forze dell'ordine e la polizia scientifica è corsa sul posto per tutti i rilievi del caso. Attualmente quanto si sa è appunto questo: si tratterebbe di un uomo e di una donna e secondo una prima ricostruzione ancora tutta da confermare avrebbero trovato rifugio in questa casetta di legno abbandonata da tempo per ripararsi dalla pioggia e per scaldarsi. Avrebbero acceso un braciere e poi, storditi dal fumo, non sarebbero riusciti ad allontanarsi quando la casetta ha preso fuoco. I vigili del fuoco sono intervenuti con 4 automezzi e 12 uomini per spegnere questo incendio, ma poi le indagini sono proseguite per tutta la mattinata. Soltanto pochi minuti prima delle 11 le salme sono state portate via. Secondo quanto riferito dalla parrocchia, la casetta era una vecchia sede degli scout, ma da molti anni era stata dismessa e nessuno la usava. Per il momento questo è quanto sappiamo. E torniamo ora sulla vicenda, grazie naturalmente a Tommaso Stoppa. Vi aggiorneremo nel corso del TG di Venezia di questa sera, in onda a partire dalle 19. Dicevo, torniamo ora sulla vicenda dei presunti appalti truccati da parte di imprese che si sarebbero accordate per spartirsi i lavori favorendo le aziende del cartello. Un'inchiesta della Guardia di Finanza di Gorizia che ha coinvolto l'intero nord-est. Sentiamo.
Si sarebbero spartite gli appalti di una lunga serie di opere in Veneto e Friuli Venezia Giulia, alterando la libera concorrenza ma anche smaltendo irregolarmente rifiuti. Le imprese finite nel mirino della Guardia di Finanza nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Gorizia, inchiesta denominata Grande Tagliamento, come il fiume che divide le due regioni del nord-est, accomunate da un fenomeno che il comandante regionale delle Fiamme Gialle non ha esitato a definire metastasi. Estesa, ramificata attività collusiva posta in essere, come ricordava prima il procuratore Lia, da dei noccioli duri di imprese che si sono spartiti gli appalti. Quindi i reati contestati sino adesso, come avete sentito, sono la turbativa d'asta, le frodi nelle pubbliche forniture, l'associazione a delinquere in alcuni casi e altri reati ambientali gravissimi. Nel mirino degli inquirenti manutenzioni e costruzioni di strade, ponti, gallerie, piste aeroportuali e una serie lunghissima di altre opere pubbliche. Oltre 100 gli indagati, 120 le perquisizioni in sedi di società ed altrettante persone per l'acquisizione di materiale che potrebbe essere utile alle indagini. Dai colloqui tra il presidente di Save Enrico Marchi ed il sindaco Luigi Brugnaro spunta una cabinovia per andare da Tessera a Venezia. A renderlo noto è il deputato del Partito Democratico Nicola Pellicani, che in un'interpellanza sostenuta dai consiglieri del PD e della lista Casson chiede che del progetto si parli in un dibattito pubblico. L'ipotesi di una cabinovia per collegare l'aeroporto di Tessera appunto al centro storico di Venezia è contenuta nelle osservazioni di Save al piano strategico della città metropolitana e riprende un vecchio progetto, una vecchia idea del 99 dell'allora assessore provinciale Leandro De Rossi. E ora il batterio killer. La Procura di Vicenza è al lavoro per ricostruire tutta la catena di chi ha utilizzato e come il dispositivo incriminato. Sentiamo i dettagli nel servizio. Le indagini sono in corso, si sta lavorando, l'ufficio ha preso molto a cuore questa vicenda, quindi sono in corso tutti gli accertamenti necessari. Sta lavorando passo dopo passo la Procura di Vicenza sulla vicenda del batterio killer Chimera, che in Veneto ha fatto 6 vittime, di cui 4 a Vicenza. L'inchiesta è in mano al PM Parisi, che fa parte del pool di magistrati coordinato dal procuratore aggiunto Orietta Canova, che si occupa di reati legati alle attività professionali. Dopo il primo atto dettato dall'urgenza, ora lavora per tutti quelli che vengono definiti accertamenti collaterali, il che significa che oltre a indagare sulla morte dell'anestesista Paolo Demo, i magistrati dovranno ripercorrere tutta la catena di soggetti che hanno avuto a che fare con il dispositivo, con chi ne è venuto a contatto anche come paziente. Non si esclude in futuro il sequestro di cartelle mediche dello stesso dispositivo. Nel momento in cui sarà necessario verranno acquisite anche tutte le documentazioni sanitarie relative, però è un lavoro che deve essere fatto step by step. Da accertare ad esempio come mai il dispositivo all'ospedale di Vicenza sia stato sostituito solo nel maggio del 2017, quando l'azienda costruttrice già nell'estate del 2015 aveva scritto a tutte le strutture ospedaliere che ne erano dotate avvisandole del rischio. Da qui la decisione della Procura Berica di indagare per omicidio colposo 2 ex direttori sanitari dell'USLA 8. A dare avvio all'indagine l'esposto dei familiari di Paolo Demo e fondamentale è stato il suo diario di 2 anni di calvario. Fa parte dei documenti importanti e necessari per la valutazione di tutta la vicenda, quindi è un caso anche del tutto particolare avere potuto avere una documentazione di questo tipo, senz'altro, e quindi ha il suo peso, però poi attraverso questa abbiamo, l'occasione per conoscere e poter andare ad approfondire altre strade. I carabinieri della compagnia di Belluno hanno fermato su ordine della procura un marocchino di 26 anni senza fissa dimora, sospettato di essere l'autore della rapina messa a segno ai danni di un'anziana a Limana lo scorso 17 novembre. La donna in quella circostanza si era vista privare di una collana per poi essere chiusa in cantina. Sulle tracce del presunto responsabile c'erano i carabinieri della compagnia di Feltre, che hanno fornito
fornito alla magistratura gli elementi sufficienti ad emettere la misura restrittiva nei confronti del marocchino. Ed ancora cronaca da Padova, decapitati dalla polizia i vertici di un'associazione a delinquere nigeriana che spacciava droga in quantità in tutta Italia. Il capo viveva nel Padovano, sposato con un'italiana. Viveva alle porte di Padova in un appartamento di Cadoneghe il cosiddetto Grandi Baka, il capo supremo della mafia nigeriana in Italia. Si tratta del 32enne Fred Iyamu, al quale hanno messo le manette i poliziotti della squadra mobile patavina in supporto ai colleghi di Cagliari che hanno concluso una imponente operazione antidroga che ha portato all'arresto di 21 persone. Iyamu, arrivato in Italia nel 2006 da clandestino e sposatosi 2 anni più tardi con una pugliese residente a Cadoneghe, avrebbe avuto in mano la gestione con altri connazionali di un enorme traffico di eroina e cocaina e la tratta delle donne. Un'associazione a delinquere che si caratterizzava per l'uso di riti violentissimi per l'affiliazione, comprese le torture corporee. Ed ancora cronaca dal Vicentino, perché ieri mattina i carabinieri di Lonigo hanno arrestato su ordine dell'autorità giudiziaria un 43enne accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori. Il soggetto era stato segnalato alla procura dai carabinieri già lo scorso settembre a seguito della denuncia dei genitori. Nello specifico gli era stato imposto l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento. Nonostante questo, l'uomo aveva continuato nelle sue condotte vessatorie nei confronti di padre e madre, ragion per cui il Tribunale di Vicenza ha deciso per un aggravamento della misura cautelare in atto, disponendole l'arresto e la custodia cautelare presso il carcere di Vicenza. 2 feriti in uno scontro ieri pomeriggio lungo la Val Sugana, causa l'asfalto bagnato, 2 persone sono finite all'ospedale. Violento scontro tra 2 auto, forse anche a causa dell'asfalto bagnato. Mercoledì, poco dopo le 18, una giovane automobilista è rimasta incastrata nell'abitacolo della sua auto. L'incidente in via Valsugana. Sono stati i pompieri di Cittadella a estrarla dalla macchina per poi affidarla al personale del SUEM 118. L'altro automobilista coinvolto nell'incidente è rimasto leggermente ferito ma è uscito dall'auto autonomamente, ma anche lui è ricorso alle cure dell'ospedale. E ancora cronaca da Venezia, perché si cerca un 26enne scomparso dalla scorsa settimana, l'ultimo avvistamento proprio in centro storico. Ci aggiorna al telefono da Venezia Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno. C'è apprensione per la sorte di Cristian Stefan Spinu, 26 anni di nazionalità romena ma residente a Venezia, di cui non si hanno notizie dallo scorso 15 novembre, quando è stato visto l'ultima volta in un bar a Cannareggio. La sera prima era invece a Dorsoduro, in un locale in compagnia di un amico, dove sarebbe rimasto fino alle 4:30 del mattino. Volantini sono stati affissi in queste giornate in tutta la città e il vicario della parrocchia San Moisè, don Roberto Donadoni, ieri sera ha lanciato un appello alla trasmissione televisiva Chi l'ha visto. Un ragazzo solare e aperto, ha detto il parroco, che l'ha accolto e introdotto nel mondo del lavoro. Cristian infatti ha lavorato come aiuto cuoco in un hotel fino a qualche settimana fa. Il giovane è alto circa 1,80 m, ha i capelli e gli occhi castani e un piercing al sopracciglio. La sera della scomparsa indossava un giubbino di pelle nera, jeans scuri e scarpe scure. Da Venezia è tutto, a voi. Giornata storica per la sanità padovana e di tutto il Veneto. In questi minuti a Venezia, Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, alla presenza del notaio viene ratificata la cessione delle aree necessarie alla costruzione del nuovo ospedale di Padova. Il sindaco della città euganea, Sergio Giordani, passa la proprietà dei terreni alla Regione Veneto, rappresentata dal presidente Luca Zaia. Il nuovo ospedale è un'opera attesa e fortemente voluta dai padovani. I cittadini da tempo chiedono con insistenza che una sanità d'eccellenza come quella padovana trovi casa in una struttura facilmente raggiungibile e soprattutto attrezzata per le nuove esigenze di questi anni. E continuiamo a parlare di sanità, ma con tutt'altra notizia. Quella di domani sarà una giornata definita venerdì nero per la sanità veneta a causa dello sciopero dei medici ospedalieri. Saranno garantite naturalmente le emergenze, ma si prevedono disagi nei reparti.
C'è già chi lo definisce un venerdì nero per la sanità veneta. Domani lo sciopero dei medici negli ospedali potrebbe mettere a dura prova gli utenti. A indire la mobilitazione è il sindacato ANAO Assomed, a cui aderiscono tutte le sigle sindacali dei medici, dei veterinari e dei dirigenti sanitari. Astensione di 24 ore con il blocco delle sale operatorie e l'annullamento in tutta la regione di centinaia di interventi. Nella Marca la direzione dell'ULSS 2 sta predisponendo le necessarie contromisure. Ci stiamo organizzando come ormai è prassi, consuetudine, c'è un protocollo. Nel momento in cui i colleghi fanno sciopero, e lo sciopero chiaramente è un diritto sindacale, noi garantiamo comunque le urgenze, garantiamo comunque la gestione degli ospedali, la gestione del territorio, nei limiti ovviamente della carenza di medici legata al fatto che buona parte di questi, essendo il sindacato ANAO, mi pare di aver capito che è il promotore di questa iniziativa, quindi mancheranno anche dei medici, forse in modo consistente. Garantita la cura delle emergenze, sottolinea il direttore generale. Nel pronto soccorso noi comunque garantiamo la quotidianità, quindi il rapporto di medici che troviamo tutti gli altri giorni. Parlo dei reparti, parlo di unità operative dove effettivamente ci sarà ovviamente, causa lo sciopero, una riduzione di persone, di medici che faranno servizio. Causa della protesta dei medici ospedalieri gli organici in sofferenza, ma la colpa, spiega Benazzi, non è né delle aziende sanitarie né della regione. Noi abbiamo tutte le autorizzazioni ad assumere medici alla grande, purtroppo non li troviamo perché le scuole di specialità ne specializzano pochi, per cui noi facciamo i concorsi, i quali vanno deserti. Adesso abbiamo in piedi 7 concorsi, contiamo di assumere 45 medici complessivamente e mi auguro che quelli che hanno chiesto di partecipare al concorso poi si presentino realmente al concorso e accettino le sedi che a loro verranno proposte. Linea alla regia ora per la pubblicità, restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo per parlare di sicurezza nel Miranese. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, parliamo di sicurezza nel Miranese. Dopo i ripetuti furti che si sono verificati nelle scorse settimane interviene il sindaco di Santa Maria di Sala, spiega come si muovono i ladri di notte e cosa stiano facendo le amministrazioni comunali per garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza. Non ci sarà nessun commissariato di polizia nel Miranese, come chiesto invece a gran voce dai cittadini, con una nuova raccolta firme dopo l'escalation di furti in casa nel territorio. Santa Maria di Sala è il comune più assediato dai ladri, visti ben 5 colpi registrati nella sola frazione di Caltana la notte di sabato scorso. È il primo cittadino a spiegare perché non ci sarà il suddetto commissariato. Era tra Santa Maria di Sala e Milano, era anche stato individuato il terreno. No? Però ci siamo fermati perché non c'erano i fondi del Ministero, proprio non detto non abbiamo soldi. E riproporre questa domanda? Sì, possiamo anche riproporla la domanda, anche di buon auspicio, ma e lo faccio anche volentieri, vado anche a Roma se devo andare, ma non vorrei perdere capra e cavoli, nel senso che so che non ne hanno. Se qualcuno mi potesse dare una mano, e apro le braccia per abbracciare tutti, se qualcuno può fare qualcosa perché questo possa avvenire, io sono ben lieto, sono a sostegno e mi metto a correre con lui. Ladri che non si fermano neanche con il buio, anzi lo preferiscono, sfidando in tal senso pure le forze dell'ordine. Ecco come. Abbiamo trovato gli armadietti delle luci dei centri paese forzati e hanno spento le luci loro per essere meno controllati. Loro i ladri? I ladri. Il sindaco da canto suo con la collega di Milano, Maria Rosa Pavanello, per dare maggior sicurezza alla gente ha provveduto a stanziare quanto necessario per l'ampliamento della già esistente caserma dei Carabinieri, visto anche l'imminente arrivo di 2 nuovi militari dell'Arma, dei complessivi 47 assegnati nel veneziano. Noi abbiamo pensato che dare una mano ai Carabinieri, sia noi che il Comune di Milano, 100.000 euro noi e 200 il Comune di Milano, per dar forza alla caserma dei Carabinieri, per avere un nuovo organico, per ampliarla, eccetera, lo abbiamo dato. Ed ora nel Trevigiano, perché è bufera su una rivendita d'auto di Villorba per un post su Facebook considerato sessista e poi cancellato dalla rete. Sentiamo.
Per qualcuno un post sessista e politicamente scorretto, per qualcun altro marketing geniale, visto quanto se ne parla. Non ci riferiamo allo spot di Dolce & Gabbana che ha fatto infuriare i cinesi, ma più in piccolo dell'annuncio su Facebook di un'officina rivendita di via Postumia a Villorba, che per vendere una BMW usata non ha esitato a decantarne certe caratteristiche. Un'auto per uomini viene definita, che grazie al cambio automatico sarebbe particolarmente adatta a ospitare a bordo donne che con il guidatore potrebbero così fare liberamente sesso orale senza il fastidio della leva del cambio infilata nelle costole. Non una deduzione questa, tratta da un giro di parole, ma un messaggio esplicito in tutti i dettagli. Apriti cielo, associazioni a difesa delle donne infuriate, come Non Una di Meno, che parla di post inaccettabili e stereotipo fortemente macista, che favorisce l'insorgere di episodi di violenza. Dalla rivendita si difendono parlando di marketing, tanto più che si è già fatto vivo qualche aspirante acquirente, con buona pace di chi pensava si trattasse solo di uno scherzo. Visite e vaccinazioni gratuite per gli animali da compagnia. Il servizio attivo nel distretto sanitario di Conegliano è rivolto agli anziani indigenti, ma in arrivo anche una legge regionale. Sentiamo. Non solo cagnolini, ma anche gatti, coniglietti, tartarughe, criceti ed altri ancora. Se è vero che la compagnia di questi animali riveste un ruolo sempre più importante nella sfera degli affetti personali, a qualsiasi età, per gli anziani può diventare un autentico conforto contro la solitudine, oltre che un valido aiuto nei percorsi terapeutici per malati oncologici. E la pet therapy, non a caso, è ormai una pratica riconosciuta e sempre più diffusa. Ma cosa fare quando ad esempio la pensione, in alcuni casi troppo magra, dopo le spese per affitto, cibo, medicine e bollette, si esaurisce impedendo al nonno o alla nonna di provvedere come si deve alle cure del proprio cagnolino? Niente paura, ci pensano la Regione Veneto e l'ULSS. Io direi che questo però lo vogliamo far diventare, dopo questa fase sperimentale, una legge regionale. Una legge regionale in cantiere per l'anno prossimo per facilitare e favorire l'accesso alle visite veterinarie agli animali di compagnia appartenenti ad anziani in condizioni di indigenza economica. Un servizio che a Conegliano ed in tutto il distretto sanitario di Pieve di Soligo è già realtà. Grazie all'accordo tra azienda sanitaria, Rotary Club e medici veterinari, da oggi gli anziani che non se lo possono permettere potranno visitare, vaccinare e dotare di microchip gratuitamente i propri piccoli amici. Perché prendersi cura di loro significa in fin dei conti prendersi cura anche delle persone a cui fanno compagnia. Arcinoto, chi si occupa di pet therapy, una volta si chiamava, adesso TAEA, sa bene che la qualità della vita in termini di autogestione, di mantenimento dello stato fisico, di interesse, di relazioni sociali passa anche ed è migliorato attraverso la presenza di un pet, cioè di un animale da compagnia. Per usufruire del servizio sarà sufficiente rivolgersi agli uffici del proprio comune di residenza. Fa presente questa sua esigenza all'assistente sociale, a chi lo assiste, insomma all'impiegato del comune, il quale semplicemente ci manda una comunicazione, viene semplicemente lì e viene fatto quello che si deve fare, quindi visita, vaccinazione, se del caso la microcipatura e anche la sterilizzazione a totale titolo gratuito. 50 anni fa, nel 1968, l'ospedale di Verona, secondo in Italia, apriva il reparto di cardiologia, 70.000 visite, 2.600 ricoveri all'anno. Il 29 e 30 novembre, per guardare al presente e provare ad immaginare il futuro, il capoluogo scaligero ospiterà un congresso internazionale. La prima cardiologia come tale, come reparto indipendente dalla medicina interna, è nata a Torino, credo nel 67. Già nel 68 il professor Poppi aveva abilitato dei letti di terapia intensiva cardiovascolare a Verona. 1968-2018, 50 anni di cardiologia a Verona. Si farà il punto per guardare avanti nella 2 giorni, il 29 e 30 novembre, che l'azienda ospedaliera universitaria integrata Scaligera dedica a uno dei suoi reparti più vasti. E i numeri parlano chiaro: 70.000 visite all'anno, 2.600 ricoveri, 3.000 interventi di elettrofisiologia ed emodinamica. Un reparto giovane, 100 i medici, 60 studenti in formazione, 10 dottorandi e poi 30 medici strutturati, in totale 300 gli operatori. Nata come specialità della medicina interna, la cardiologia è una scienza in continua evoluzione. È cambiata la medicina e noi non siamo rimasti indietro. È cambiata la medicina cardiovascolare che sempre di più
vede gli interventi minimamente invasivi e transcatetere allargare le indicazioni, perché esistono adesso le informazioni che garantiscono la sicurezza e l'efficacia anche a lungo termine. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, tra pochissimo torna ore 13, l'appuntamento del giovedì con la CGIL, ospiti in studio Monica Giomo, Graziano Basso e Giuliana Maffe del CAF, della CGIL. Poi ancora uno sguardo alla programmazione serale, torna dopo i telegiornali di questa sera come sempre 20:10, ospite di Ferdinando Avarino, Lavinia Colonna Preti, assessore alla cultura del Comune di Treviso, e si parlerà di eventi per il Natale trevigiano. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. In chiusura vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Giornata prevalentemente nuvolosa, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, ma senza piogge. Nel pomeriggio tempo solo in parte soleggiato, con un cielo tra il parzialmente e l'irregolarmente nuvoloso. Temperature minime tra lo 6 e i 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra gli 8 e gli 11 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo il cielo sarà nuvoloso coperto, con possibile qualche debole pioggia locale, più probabile eventualmente sulla costa. Temperature minime tra i 7 e 9 gradi, valori massimi oscillanti tra i 10 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica nel Trentino Alto Adige. Su gran parte della provincia condizioni piacevoli con un'alternanza di sole e nuvole su tutti i settori. Le condizioni nel tempo sono ancora determinate dall'alta pressione, ma le massime d'aria divergono leggermente più umide. Temperature minime tra i 6 e 8 gradi, valori massimi oscillanti tra gli 11 e i 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.